Dal ponte veniamo a destra, quindi dentro il paese di Premio-il-Cuore. La prima a sinistra c'è un piccolo sentiero dove passano anche le auto, dove ci sono le indicazioni dei sentieri che adesso affrontiamo. 3.13, anello corto di Premio-il-Cuore. Primo bivio, andiamo a destra, infatti c'è scritto anche qua i segnali dei sentieri, e proseguiamo. E qui inizia il primo sentierino non asfaltato, bagnato, perché oggi tra umido e acqua ce n'è abbastanza. Entriamo un po' nel bosco e seguiamo il 3.13 e c'è subito il bivio del 3.13 che è l'anello più corto, 2 ore e mezza. Gli altri 3.25 come si può notare. Questo poi lo facciamo andando anche verso le cascate. Inizio sale subito, quindi vi fa scaldare subito questo sentiero. Oggi è anche molto scivoloso, quindi aiuta un pochino. Siamo ancora in salita, fino a che non arriviamo un po' in cima. Giornata ideale con questi sassi che scivola. Però ci andiamo un attimo a scaldare, poi è una volata. Come sempre segnalato sempre bene dal CAI. Sempre? No, però dai, dipende che sentieri si fanno. Si fanno quelli un pochino più turistici, sono perfetti, altri un filino meno. Qui sicuramente era un punto che senza nebbia si riusciva a vedere qualcosa. Invece non si vede nulla, solo il paesino che rimane laggiù. Gradoni. Qui va su, Come si suol dire, guarda che vista. Wow, bella. Guarda là in fondo, ci sono i cerbiati. È stupendo, verde. Qui spiana. Beh, no, siamo arrivati, per me siamo quasi
in cresta, a meno che non vuoi andare al cucuzzolo qui, vista panoramica, ma oggi potremmo fare anche a meno, proprio al 100%. Qui altro terrazzo, vista panoramica e poi tutto crinale. Anche qua ragazzi, mi spiace deludervi, ma non si vede nulla, però proprio niente. Non vi possiamo neanche raccontare cosa ci potrebbe essere là per entusiasmare il percorso. Ecco qua, stessa croce che si trova nei 3000 metri, ma qui siamo molto più bassi, però sempre il legno, le fanno, che pesano troppo, si vede, e purtroppo non si vede nulla. E siamo arrivati in cima e la croce ne evidenza la cima. Andiamo. E qui è il bivio per fare l'anello lungo andando dritto, se no a destra, dove si va verso le cascate o in paese. Di qui si deriva con il 315 e lo seguiamo. Mezz'oretta per andare giù. Vediamo. Qui è sempre nebbia, agli alti colli, e adesso dovrebbe essere tutta discesa. C'è un sentiero in mezzo al bosco, come si può vedere, in confronto a quello di prima che era magari un filino più nell'aperta. E tutto disceso. Si sente l'acqua. No, l'acqua cosa c'entra? Non è che eccoci qua. Questa è stata tutta discesa completamente, un po' scivolosa perché ovviamente oggi tra nebbia e pioggia ci sono questi sassi qui che sono un po' scivolosi, quindi bisogna andare cauti. Dall'ultimo bivio ci vuole mezz'ora e effettivamente guardando l'orologio si fa anche un filino prima. Adesso ancora non siamo arrivati, però la tendenza è buona, siamo in perfetto orario. Ecco, ritornati nella boscaglia, sempre discesa. Qui si può fare olio cuore. Adesso un bel tuffo non ce lo cava nessuno. Dovevamo arrivare là alla cascata. Prima casa, quando si vede la civiltà. Si sente l'odore dell'acqua, il rumore delle cascate. E adesso andiamo a vedere la cascata. Due foto, un panino, poi torniamo piano piano alla macchina. Sentiero molto molto breve, quindi si fa in poco tempo. Noi ci abbiamo messo 1 ora e un quarto a arrivare fin qui alla cascata, quindi è molto veloce. Volendo c'è un anello sopra quello che abbiamo fatto oggi, che è un po' più lungo, si va appunto
al Monte Tiravento, che lo faremo poi prossimamente. Questo è il sentiero che abbiamo fatto per scendere mezz'ora e per salire un'oretta al bivio. Adesso andiamo a vedere dove si va per trovare qua sotto. È lì, si va giù di qui per andare alla cascata. E qui si va appunto alla cascata, andiamo a vedere. Il confine del parco è riserva naturale, in teoria da rispettare, ma qui rispetto alla natura hanno già distrutto tutto. E qui si dovrebbe andare alla cascata. Esattamente. Un po' di canyoning. Bellissimo. Guarda come ha scavato. Quindi si vede dal di là. Vabbè, sì, c'è il punto. La potenza dell'acqua. Ok, qui fa un bel tuffo però, Percorso verso la grotta urlante, vediamo quanto urla sta grotta. Sei raccolto in bagno quest'estate? Quest'estate? Sì, però è fresco. Sento poco urlare, devo dire la verità. Magari quando siamo più vicino si sentirà questa grotta urlante. Acqua ce n'è. Quest'estate non moriamo di sete. Se solo si tenesse un po' da parte tutta quest'acqua sarebbe un beneficio. Devi entrare là dentro e poi riprendi. E questa è la grotta urlante. Con anche il ponte là sopra, bellissimo, che dopo ci andiamo. Qui è profonda l'acqua. Bellissimo.
Adesso andiamo a vedere se riusciamo. Lì scava, guarda là, lì scava, e c'è anche il ponte di sotto. Questo è il ponte che ci porta direttamente alla grotta urlante, che è qui sotto. Qui ci sono delle case. Guarda qua. Ridolla. Eccoci qua, torniamo in paese, su di lì e ci siamo. Su di lì e ci siamo tornati, fontane in ogni dove per riempire l'acqua. L'acqua ce n'è, si vede, sia sotto che da sopra. Oh, che caldino qua, Ciao ragazzi, accomodatevi, prego. un caffettino.